Rivelazione shock di Mannino, Riina e Provenzano furono ad Agrigento nel 1983 durante il congresso regionale della Democrazia Cristiana, in cui il partito estromise l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino. Nasce un comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, si raccolgono fondi per la società di gestione. La valorizzazione del patrimonio linguistico è una delle iniziative che hanno supportato la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Libero Consorzio e Scuola Polo Odierna di Palma di Montechiara hanno organizzato un corso di teatro per docenti. La Coppa d'Europa, vinta dalla nazionale italiana nel 2021, dopo Agrigento arriva a Bivona. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Totò Riina e Bernardo Provenzano furono ad Agrigento nel 1983 durante il congresso regionale della Democrazia Cristiana, alloggiando in un albergo di fronte al Jolly Hotel. A rivelarlo ieri pomeriggio durante un convegno svoltosi alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento in ricordo del 40ennale del congresso dell'ADC che estromise dal partito l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino è stato Calogero Mannino, già ministro proprio dello scudo crociato. Stasera alle 21 e domani alle 16 su TVA potrete seguire l'integrale del convegno. Intanto c'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento un convegno che ha avuto per oggetto la Democrazia Cristiana con particolare riferimento al congresso regionale del 1983 che si tenne ad Agrigento e che vide la scelta coraggiosa dei giovani quarantenni democristiani nell'isolare ed espellere la corrente dei corleanesi e dell'allora Vito Ciancimino. Organizzato dal professor Enzo Di Natali del Centro Evangelium Vita in collaborazione, l'evento si è svolto presso la Biblioteca Lucchesiana, grazie anche alla presenza del direttore Don Angelo Collura. I relatori, tutti ovviamente ex democristiani, sono stati parlamentari come Angelo La Russa, Lillo Pumiglia, Rino La Placa, ex segretario di Bernardo Mattarella, che fu ucciso dalla mafia per le sue scelte di rinnovamento, l'ex senatore Enrico La Loggia, che ha fatto anche uno spaccato della primavera palermitana e di come si viveva allora nel capoluogo, con denunce ben precise che la corruzione era sistematica in tutto, anche per entrare al cimitero, e della sua conseguente scelta di aderire al partito emergente di Forza Italia di Berlusconi, in quanto nel suo statuto inseriva i principi del cattolicesimo democratico che era stato valore della Democrazia Cristiana. Ma così come è morta la DC, ha affermato il senatore La Loggia, anche Forza Italia sta arrivando al suo declino, ma bisogna guardare con speranza a una nuova classe dirigente che stenta però a emergere. Rino La Placa ha fatto anche un excursus di quel periodo, con gli omicidi di La Torre, Dalla Chiesa, un partito, quello della DC, che subiva una scarsa considerazione politica, quindi si andò al congresso di Agrigento per eleggere un nuovo segretario e la dirigenza, il nuovo comitato, che desse un rinnovamento all'immagine della Democrazia Cristiana di quel periodo. Infatti uscì segretario Pippo Campione, quindi l'intervento del ministro Mannino, articolato, preciso nei dettagli temporali, illustrando anche i vari intrecci tra le correnti della Democrazia Cristiana, che portarono quindi all'isolamento di Vito Ciancimino, messo in minoranza in quanto bisognava presentare delle liste che ottenevano almeno il 10%. Ciancimino così fu isolato e non arrivò neanche al 3,5% con la sua lista. Tra le varie considerazioni affermate da Mannino, anche quella forte che il congresso si svolse nell'allora Jolly Hotel del villaggio Mosè, che nell'albergo di fronte erano presenti due boss di mafia, Totò Riina e Provenzano, proprio come si alloggiavano in un altro albergo attiguo a quello del Jolly Hotel al villaggio Mosè, dichiarazione che a detta del ministro già presente negli atti processuali, ma che certamente poco noti alla platea presente. Un pentito che appartiene sempre alla famiglia di Ciancimino, dottore Pennino, ha ripetutamente dichiarato in alcuni processi che il giorno in cui si svolgeva il congresso di Agrigento al Jolly, Agrigento fu scelta in ragione, diciamo così, del riguardo che si voleva portare alla DC di Agrigento, era particolarmente attivo in quel tempo
Luigi Giglia, poi purtroppo proprio alla fine di questo periodo, trovò la conclusione della sua vita. Ma nell'albergo di fronte al Jolly Hotel soggiornavano Riina e Provenzano. E qui ad Agrigento? Ad Agrigento, nell'albergo di fronte. E che durante la giornata congressuale più volte ebbero contatti e colloqui con i rappresentanti di Ciancimino che erano presenti in congresso provinciale, in congresso regionale, per avere notizie sulla evoluzione della situazione. Sì, è tempo questo per tentare di leggere la storia di un partito che oggi non c'è più, la Democrazia Cristiana, un partito che è stato molto importante nella storia d'Italia e nella storia della Sicilia, che è andato incontro alla cesura del 1992, al superamento della sua posizione all'interno dello stesso elettorato italiano. Tuttavia la Democrazia Cristiana è un argomento che bisogna conoscere approfondendone gli aspetti molteplici della sua storia. Nella sua storia c'è anche questo capitolo che è il congresso di Agrigento nel 1983, dove la decisione importante non fu quella di escludere Ciancimino dagli organi di partito, la decisione importante fu quella di formulare un impegno molto serio, molto concreto della Democrazia Cristiana a sostegno di un'iniziativa anche giudiziaria che affrontasse il problema della criminalità mafiosa che proprio negli anni '80 era diventata estremamente pericolosa. Purtroppo, nonostante le scelte effettuate col Congresso di Agrigento, le scelte effettuate al Palazzo di Giustizia con l'avvio del maxi processo, è accaduto il 92. Il 92 è un altro capitolo che andrà approfondito debitamente, è un capitolo, se vogliamo, anche aperto. Oggi siamo qua per scambiare testimonianze affidate alla memoria personale. Non ci sono neanche tutti i protagonisti del congresso dell'83 perché il tempo porta via anche le persone, però quelle che siamo rimaste vedremo ciascuno per parte propria di dare un contributo a questa ricostruzione. Io credo che sia stato un momento fondamentale nella storia della Democrazia Cristiana, ma ancora di più della storia della Sicilia e della storia della lotta alla mafia, l'inizio di un cambiamento che poi ha portato prima alla primavera di Palermo, poi alla caduta della Democrazia Cristiana e alla nascita del Partito Popolare da un verso e anche dalla nascita di Forza Italia con i principi fondanti del cattolicesimo liberale. Quindi è stato l'inizio di un grande cambiamento. Vide l'espulsione di Ciancimino, che era la longa manus della mafia corleonese nella politica palermitana, guastandola in maniera tremenda e contribuendo a determinare episodi gravissimi, compreso l'assassinio del segretario provinciale della Democrazia Cristiana, del presidente della regione Mattarella. Ad Agrigento, nel febbraio del 1983, decidemmo di tagliare i ponti con questo personaggio, facendo un passo probabilmente non decisivo, ma certamente di grande valore, sulla strada dell'affrancamento da una storia che vedeva in qualche modo compromessi alcuni settori della politica e quindi del Partito della Democrazia Cristiana. Probabilmente non siamo stati coerenti fino in fondo in seguito, non ci sono state le condizioni generali, è venuto meno anche la riconoscibilità e il sostegno dell'opposizione di sinistra che preferiva vedere nella Democrazia Cristiana l'avversario contaminato da contrastare e da denunciare piuttosto
che un partito politico che riprendeva in maniera vigorosa la strada propria della politica e quindi dell'affrancamento da alcune suggestioni, alcune soggezioni del mondo criminale. Stragi per mafia, l'avvocato di Matteo Messina Denaro chiede l'assoluzione. Vediamo. La Cassazione mette la parola fine alla vicenda sulla fuga di notizie durante la latitanza di Matteo Messina Denaro e conferma così la condanna a 4 anni di carcere per il tenente colonnello dei carabinieri Alfio Marco Zappalà. Secondo l'impianto accusatorio confermato dalla Suprema Corte, l'ufficiale allora in forza alla DIA avrebbe ricevuto dall'appuntato Barcellona addetto alla trascrizione delle intercettazioni presso la compagnia di Castelvetrano alcuni screenshot di conversazioni tra 2 soggetti sottoposti ad indagine in cui si commentavano alcuni aspetti del funerale di Lorenzo Cimarosa, collaboratore di giustizia e parente di Messina Denaro, morto nel gennaio 2017. A sua volta il tenente colonnello della DIA avrebbe inviato il contenuto degli screenshot all'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. Per i giudici di merito la rivelazione del contenuto di una intercettazione riservata e relativa ad un procedimento penale in fase di indagine era stata fatta da un personaggio già condannato per mafia in contatto con Matteo Messina Denaro, all'epoca già latitante. Vaccarino a sua volta, libero di fare uso delle informazioni, ne ha illecitamente divulgato il contenuto, mettendone al corrente altro pregiudicato legato ai clan mafiosi, ossia Sant'Angelo Vincenzo. Questo mentre il diretto superiore gerarchico dell'imputato, il tenente colonnello Pisano, aveva escluso di aver autorizzato tale attività di indagine, persino di esserne informato. La Corte d'Appello, sottolineano i giudici di legittimità, si è soffermata con motivazione corretta sulla profonda gravità della condotta tenuta dall'imputato, che ha più volte violato norme penali, non disdegnando di diffondere notizie di estrema delicatezza in un contesto criminale di spessore. Ma c'è di più. Chiedo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti. Si è conclusa con questa richiesta l'arringa dell'avvocato Adriana Vella, difensore d'ufficio del boss Matteo Messina Denaro, nell'ambito del processo che si celebra a Caltanissetta davanti alla Corte d'Assise d'Appello, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del 92. E io qua bloccato con le 4 gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. La Corte ha rinviato per eventuali repliche e sentenze al 19 luglio, nel giorno quindi della strage di Via D'Amelio, in cui furono invece uccisi Paolo Borsellino e la sua scorta. La legale, dal canto suo, ha sostenuto la mancanza anche solo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in merito alla partecipazione dell'imputato in seno alle riunioni in cui fu deliberato il piano stragista. Poco prima l'avvocato Vella aveva detto: se devo essere sincera, se oggi il mio assistito, Messina Denaro, fosse stato presente, lo avrei apprezzato, perché sicuramente chi meglio di lui avrebbe potuto darmi ulteriori spunti e suggerimenti in ordine alla mia discussione. È stato molto difficile preparare la difesa e mi sono dovuta confrontare anche con sentenze precedenti che sono state acquisite su fatti in cui altri giudici si sono già pronunciati. Secondo la legale era Mariano Agata, il reggente di Cosa Nostra del Trapanese, non Messina Denaro, l'ex latitante catturato il 16 gennaio a Palermo in tutte le riunioni che si svolsero in cui venne deciso il piano stragista. A quanto pare non era presente nella cosiddetta missione romana ordinata da Riina per colpire personaggi di rilievo quali Giovanni Falcone, il ministro Martelli, Maurizio Costanzo e Andrea Barbato. Matteo Messina Denaro recepì l'ordine impartito da Totorina come un mero soldato. I soggetti convocati da Riina, come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, si limitarono dunque a recepire l'ordine impartito dal capo di Cosa Nostra, ossia quello di attuare propositi criminosi mai realizzati. Il comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo rompe il silenzio e commenta così l'assoluzione. Vediamo.
una formula assolutoria piena che sicuramente restituisce la serenità a me e agli altri ufficiali coinvolti in questa vicenda, ma soprattutto restituisce il sorriso alla cittadinanza attiva di questa provincia, a tutti coloro i quali lottano quotidianamente insieme ai loro carabinieri, lottano al nostro fianco contro il crimine comune, contro il crimine organizzato, per restituire a questa società le libertà negate e soprattutto l'orgoglio di essere agrigentini. Il prossimo 1 giugno alle ore 10 al Teatro Pirandello sarà istituito il comitato promotore dell'aeroporto ad Agrigento, un primo passo concreto che si formalizzerà con la sottoscrizione aperta a tutti delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi SpA. Margherita Trupiano. Imprenditori, enti pubblici e cittadini sono chiamati il 1 giugno al Teatro Pirandello per sostenere l'idea che Agrigento abbia un aeroporto. L'iniziativa, che nasce sull'onda del compiaciuto entusiasmo che in grande parte hanno i cittadini per il podio raggiunto da Agrigento, capitale della cultura, è un progetto che ha riscontrato qualche voce discordante, ma che in massima parte è visto con grande apprezzamento da quanti guardano lontano, più lontano del bloccarlo con presunti e forse anche discutibili conti sui futuri costi di gestione. Promotori sono Angelo Principato, Piero Amel e Salvatore Burgio, e in quella sede sarà istituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, che è previsto sulla piana di Licata, che permetterà la sottoscrizione aperta a tutti delle azioni ordinarie, ciascuna di valore nominale determinato in 1.000 euro, che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi SpA. Ad opera realizzata nella speranza che si riesca a vincere lo zoccolo duro dei vertici dell'ANAC, che ritengono invece di favorire Catania e Palermo, incrementando nelle strutture i profitti, godranno dei benefici economici che l'aeroporto genererà. E grande soddisfazione, ha detto in una nota il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, da sempre possibilista sulla realizzazione di un aeroporto nella provincia agrigentina. Accolgo con favore, afferma, la prossima costituzione di un comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento. Rappresento sin da subito il mio totale appoggio e massimo sostegno all'iniziativa, e per questo sarò presente il 1 giugno al Teatro Pirandello alla conferenza stampa indetta dal comitato. Gli effetti della costruzione di un aeroporto, prosegue Pisano, drive principale del turismo, settore in cui Agrigento ha una spiccata vocazione, sarebbero positivamente dirompenti a livello economico e occupazionale, con la creazione di migliaia di posti di lavoro diretti, indiretti e dell'indotto. Di fronte a questa opportunità, dice, abbiamo il dovere di non lasciare niente di intentato. Ed è un progetto attorno al quale bisognerebbe, aggiungiamo noi, non guardare a bandiere politiche, a strumentali opposizioni finalizzate ad ostacolare ora una, ora l'altra parte, ma una idea intorno alla quale ritrovarsi tutti indistintamente e lavorare ricordando quel concetto di bene comune da perseguire per un progetto di crescita sociale ed economica scevro da individualismi e utilitarismi di parte. 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie in Calabria. Quindi da questo si parte, da un investimento che non ha eguali. Via libera la conversione in legge del decreto sul ponte sullo stretto di Messina. L'Aula del Senato nelle scorse ore l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari, 3 invece gli astenuti. Presente il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Dai banchi del centro-destra e così partito, lungo applauso. Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, definisce fra l'altro l'assetto della società Stretto di Messina SpA e riavvia le attività di programmazione e progettazione. Se interessa vado avanti, perché qualcuno dice se fate il ponte non fate il resto. Noi stiamo facendo tutto, poi se interessa vado avanti, quindi...
È una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni, lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il voto finale sul decreto ponte in Senato, ribadendo che sarà un'opera green che darà 100.000 posti di lavoro. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani, ha sottolineato ancora il ministro. Nel documento economico finanziario la cifra per il ponte si aggira ai 14 miliardi, ovviamente sono in corso gli studi aggiornati da parte delle società. Lo ha detto ancora il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini nella conferenza stampa. Post voto finale, approvato il decreto per il ponte, giusto realizzarlo, così scrive intanto su Facebook Ettore Rosato, deputato di Azione Italia Viva. Sarà una straordinaria occasione di sviluppo per tutto il sud e va accompagnato da tante infrastrutture da troppo tempo bloccate. Sarà anche una straordinaria opportunità di mostrare le capacità italiane nel mondo. Noi faremo la nostra parte vigilando affinché le parole si concretizzino, si aprano i cantieri, i tempi vengano rispettati e soldi pubblici non vadano sprecati, conclude. Sul ponte io ricordo che il concorso internazionale di idee del 1968, e a questo pongo particolare attenzione, la critica politica ci sta, per carità, e la benvenuta anche con dati bizzarri. Chi contesta questa grande opera necessaria all'Italia e all'Europa non contesta il governo, la Lega, Salvini, il ministro, fa un torto a centinaia di ingegneri che in questi 50 anni sul ponte hanno lavorato. È il ponte non realizzato, più studiato, più radiografato, più atteso al mondo. Al concorso internazionale del 1968 parteciparono, fra gli altri, con progetti vincenti, 2 luminari dell'ingegneria italiana, come il professor Pierluigi Nervi e il professor Sergio Musmeci, che 50 anni fa proposero il ponte a campata unica fra Messina e Reggio come l'opera che andava fatta. E quindi non per rispetto a questa maggioranza, ma a centinaia di ingegneri italiani che sono i migliori al mondo, il ponte sa da fare. Il via libera definitivo da parte del Parlamento al decreto ponte è una buona notizia. Mi congratulo con il ministro Salvini che tanto ha creduto in questo provvedimento. La nostra regione avrà grande giovamento dalla realizzazione di questa grande opera e dell'ammodernamento delle infrastrutture connesse che avranno una decisa accelerazione. Dalla strada statale 106 all'autostrada del Mediterraneo fino all'alta velocità e all'alta capacità ferroviaria. Il Mediterraneo è il futuro, i traffici commerciali passeranno sempre più dal nostro mare e avere un collegamento fra Calabria e la Sicilia, e tra quest'ultima e l'Europa sarà fondamentale per cogliere le opportunità che arriveranno nei prossimi anni, così invece commenta Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria. Perché è vero, è costato già centinaia di milioni di euro per non esserci, vero? Posso rassicurare, facciamo un ponte perché ci passino sopra auto, camion e treni, vi posso assicurare, e questo non lo dice la politica, ma lo dicono gli ingegneri e i marinai, sotto il ponte le navi ci passeranno. La valorizzazione del patrimonio linguistico è una delle iniziative che hanno supportato la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura nel 2025. Di libero consorzio con la Scuola Polo odierna di Palma di Montechiaro hanno organizzato un'esperienza di formazione rivolta ai docenti, 90 ore con 3 esperti del settore teatrale, Gaetano Aronica, Marco Savatteri e Giovanni Volpe, che hanno ottenuto un corso di scrittura creativa, di avviamento alla regia, studio di sceneggiatura e scenografia, valorizzazione della lingua siciliana. Vediamo. Si chiude oggi un corso che ha visto i docenti studiare teatro, recitazione, scrittura, dizione, ma anche lingua siciliana. Ma questo è solo il primo step, perché questo corso tornerà il prossimo anno e anche l'anno 2025, in cui Agrigento sarà capitale della cultura. I docenti sono tutti entusiasti.
Sì, oggi concludiamo questo percorso che ha avuto una durata di quasi un intero anno scolastico, ha visto coinvolti tantissimi docenti della provincia di Agrigento, di tutte le scuole. È un percorso fortemente voluto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e in vista appunto di questo traguardo raggiunto dalla città di Agrigento, capitale della cultura. Il percorso ha una valenza triennale. Abbiamo iniziato quest'anno attraverso la formazione dei docenti che si sono confrontati con esperti di fama nazionale, Giovanni Volpe, Gaetano Aronica e Marco Savatteri, e soprattutto hanno avuto la possibilità di entrare in rete tra di loro per scambiarsi le diverse esperienze realizzate nelle scuole, perché indubbiamente il teatro ha una lingua universale che può essere proposta alla scuola dell'infanzia e anche nelle scuole secondarie. Abbiamo anche l'esperienza delle scuole carcerarie all'interno di questo percorso. Il prossimo anno questa formazione, che è una formazione propedeutica, servirà ai docenti per poter trasferire le loro competenze all'interno delle diverse scuole per la realizzazione di un percorso di scrittura creativa in vernacolo, nel tentativo proprio di valorizzare i dialetti delle diverse zone della nostra provincia, e poi la realizzazione di una messa in scena e una circuitazione vera e propria, una rassegna teatrale delle scuole di Agrigento. Il Libero Consorzio ha organizzato un corso dove gli studenti sono gli insegnanti di secondaria di secondo grado, è un percorso teatrale, di regia, che valorizza anche la lingua siciliana. Oggi la consegna dei primi attestati, ma durerà altri 2 anni. Sì, il corso è proprio intitolato La valorizzazione della lingua siciliana. Noi dobbiamo restare ancorati alle nostre tradizioni, non deve morire il dialetto e così difendiamo l'italiano, perché prima muoiono o possono morire i dialetti regionali, poi muoiono i dialetti nazionali, parleremo tutti inglesi o tutti tedesco o tutti francese, non mi sta bene, dobbiamo restare ancorati alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Lei ha raccontato di essere stato a sua volta insegnante e quindi ha progettato questo percorso che poi spenderanno all'interno delle scuole con i ragazzi anche disabili, o addirittura qualche insegnante lavora in carcere e quindi lo farà con i detenuti? Assolutamente, tutti uguali, spazio per tutti, gli studenti sono per noi tutti uguali, uno più bravo dell'altro. Gli insegnanti a scuola di teatro. Gli insegnanti a scuola di teatro è una grande idea. Si inserisce in quella che è una tendenza nazionale, cioè dare la possibilità a chi vive la scuola insegnandoci, a questa classe abbastanza martoriata, diciamo, no? Dargli anche gli strumenti per poter utilizzare discipline specifiche quali sono il teatro e il cinema, ma in questo caso il teatro, all'interno del loro metodo didattico. La scommessa è riuscire a fornire questi insegnanti degli strumenti di base. Eravamo 3 docenti, ci siamo divisi 3 branche del teatro. Io, che nella vita sono soprattutto regista, anche se ho avuto esperienza d'attore, mi sono soprattutto occupato della parte della teoria e tecnica della messa in scena. E quindi, dopo aver analizzato e passato in rassegna le tecniche principali dell'attore, da Stanislavski a Brecht per arrivare a Strasberg, all'Actor Studio e alle recentissime, penso a Emma Dante, ho cercato di dare a questi insegnanti la possibilità di capire prima loro, per poi far capire loro ai loro alunni come deve essere l'approccio col mondo del teatro. È stata un'esperienza straordinaria, la parola insegnare è una parola molto forte, preferisco condividere delle esperienze, condividere delle emozioni, condividere il sapere. Di fronte ai docenti l'approccio ovviamente è diverso, dato che abbiamo a che fare con degli adulti, con della gente formata, preparata indubbiamente. Il mondo del teatro però ha la capacità di poter esplorare orizzonti infiniti,
per cui insieme abbiamo condiviso delle conoscenze attraverso lo stendardo della lingua siciliana, attraverso lo stendardo della bandiera del teatro, dell'emozione, della ricerca del personaggio, della regia teatrale, dello spazio scenico, e attraverso lo stendardo di una libertà espressiva che consentirà ai docenti di poter sperimentare delle formule alternative di didattica e quindi poter collaborare alla condivisione del sapere attraverso appunto le dinamiche teatrali. Dunque delle altre possibilità per insegnare agli studenti, e questa volta lo siamo senza paura, poter insegnare agli studenti ciò che vuole il sistema scolastico utilizzando anche il meraviglioso mondo teatrale. Riguardo agli insegnanti soprattutto di italiano, com'è formarli, riabituarli al siciliano? Allora, alcuni sono più esperti di me nell'uso parlato del siciliano. È stato interessante poter affrontare la lingua siciliana attraverso la drammaturgia teatrale. Non ci siamo occupati soltanto di siciliano, abbiamo anche parlato di dizione, di articolazione dei suoni della lingua italiana per poter anche sperimentare il teatro in lingua italiana. È un corso che si chiude oggi ma continuerà nei prossimi 2 anni e vi vedrà impegnati anche all'interno delle scuole. Ma io me lo auguro, perché è stata un'esperienza importantissima, formativa anche per noi. Io dicevo ai docenti, in questo caso discenti, ma per me sempre docenti, che appunto doveva essere un'esperienza unica, indimenticabile, non solo per loro, e formativa, non solo per loro ma anche per noi. E così è stato un momento di scambio importantissimo. E io proprio nel mio programma usavo sempre un termine, a volo d'angelo, cioè io ho fatto una sorta di infarinatura generale di tutti gli strumenti un pochettino che servono, diciamo, i ferri del mestiere per affrontare queste tematiche, e dicevo sempre: ragazzi, non vi spaventate, perché avremo altri 2 anni per approfondire ciascuno di questi temi. È proprio quello che faremo nei prossimi anni, per cui io ritengo che sia importante e utile che ci siano altri 2 anni. Per quanto riguarda il mio lavoro in carcere, il teatro ormai è diventato un po' un must, perché aiuta a far venire fuori tutte le cosiddette soft skills o life comp della Commissione europea, che sono le competenze per la vita. In particolare il carcere, nella mia idea ma anche in quella che è venuta fuori durante il corso, è un po' una soglia che serve a superare il limite in cui una persona può essere se stessa, ma col tempo può essere un'altra, senza rinunciare alla sua identità, e per un attimo, pur trovandosi in carcere, in un'istituzione totale, non rinuncia alla sua dignità. Quindi il bilancio è veramente molto positivo, ci auguriamo di portare l'esperienza da formatori chiaramente in carcere, da formatori un po' più professionali. Ma io ringrazio davvero innanzitutto il Libero Consorzio e la preside Totaro per aver avuto quest'idea che ritengo sia davvero geniale. Un po' gli insegnanti, soprattutto quelli che magari siamo particolarmente motivati a fare teatro per diverse scelte, per noi è stato davvero importante seguire queste 90 ore di lezione in cui abbiamo affrontato argomenti diversi che ovviamente adesso sarà compito nostro calare all'interno delle nostre aule scolastiche con i nostri studenti in questi 2 prossimi anni di corso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica per i minorenni di Palermo, a Favara per un convegno organizzato dall'Istituto Brancati. Vediamo. Organizzato dall'Istituto Comprensivo di Favara Brancati dalla dirigente scolastica Carmelina Broccia, si è svolto con inizio alle ore 11. Organizzato dall'Istituto Comprensivo di Favara Brancati dalla dirigente scolastica Carmelina Broccia, si è svolta presso la sala del Castello Chiaramontano di Favara il convegno Cittadinanza attiva a scuola tra conoscenza e partecipazione, diritti, doveri, regole e libertà. Diversi partecipanti all'evento, i saluti della dirigente scolastica, del sindaco Palumbo, della presidente del Consiglio Comunale Mignemi, sono intervenuti anche per un saluto il viceprefetto vicario Signorelli, il questore di Agrigento Ricifari, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, don Calogero Lobello e il presidente del Misos Ernesto Ciraci.
Tra gli eventi, anche la prima volta a Favara in veste di relatrice la dottoressa Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica per i minori di Palermo, che ha coinvolto gli alunni presenti, preziosi spunti di riflessione sul ruolo della procura per i minorenni nel contrasto dell'illegalità. Ha coordinato i lavori la dottoressa Etta Miliotto, Cavaliere della Repubblica, da anni impegnata nel portare avanti insieme ai docenti dell'istituto il progetto Cittadinanza e Costituzione. Io sono veramente felice e onorata di essere stata qui oggi, ho visto dei ragazzi responsabili, ragazzi attivi, attenti, partecipi, hanno fatto tantissime domande, ragazzi che si interrogano su quella che realmente è la legalità e ho visto veramente nei loro volti tanta speranza per una Sicilia sana, per una Favara sana. Sono rimasta particolarmente colpita della scelta dei personaggi che lei ha voluto oggi raccontare ai nostri ragazzi. Gli eroi li conosciamo. Perché questa scelta oggi? Perché ci sono tante vittime della mafia che non si conoscono ed è importante, credo, per i ragazzi conoscere anche quelle che sono storie un po' magari messe da parte, come la storia di Francesca Morvillo, che è sempre stata ricordata magari solo come la moglie di Giovanni Falcone, o come la storia di uno dei ragazzi delle scorte, ragazzi che giovanissimi hanno fatto una scelta difficile in anni difficili, sono andati avanti e poi hanno perso la vita per noi e questo è importante ricordarlo sempre. L'ultima credo sia anche una mia curiosità. Lei parlava pure nel suo insediamento di fare rete, l'importanza di fare rete, le istituzioni. Fondamentale, perché io credo moltissimo nella prevenzione e nessuno da solo riesce a fare nulla. Allora il dialogo tra gli uffici, ma soprattutto tra l'ufficio della procura, la scuola, i medici, le famiglie, è un raccordo fondamentale per poter agire in via preventiva e quindi salvare tanti giovani. Sì, oggi abbiamo realizzato questo convegno in questa splendida cornice del Castello Chiaramondano di Favara. È un convegno veramente organizzato per affrontare i temi della cittadinanza attiva, temi che vengono naturalmente affrontati quotidianamente nella nostra scuola, perché compito fondamentale della scuola è proprio quello educare a quei valori della responsabilità, della partecipazione, della legalità e della solidarietà che fanno capo alla cittadinanza attiva. Abbiamo voluto dare un taglio particolare, creare una situazione di apprendimento partecipativo e credo che ci siamo riusciti in pieno grazie ai nostri ospiti e in modo particolare alla dottoressa Caramanna, procuratore del Tribunale dei minorenni di Palermo, veramente che si è posta in maniera amichevole con i ragazzi e quindi hanno avuto modo di porre tantissime domande e anche di raccontare le loro esperienze, quindi partendo da un cortometraggio realizzato dai ragazzi proprio centrando il tema della legalità e dell'inclusione siamo andati avanti e credo che oggi la dottoressa Caramanna ha dato una bella lezione di legalità e di cittadinanza. I nostri ragazzi sicuramente ricorderanno sempre questo momento e quindi assieme, perché è chiaro che ci deve essere questa forte sinergia, questa rete tra la scuola e tutte le istituzioni, a cominciare anche dalla famiglia, se veramente vogliamo promuovere la cittadinanza attiva e quindi far sì che questi nostri ragazzi siano cittadini consapevoli, che abbiano senso critico e che si impegnino, che non si girano dall'altra parte e che quindi promuovono il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente che li circonda. Professore Cilacci, inclusione e legalità, in quali termini? Già i nostri docenti, tutti quelli che in diversi contesti scolastici adottano quella che è l'inclusione, che come sappiamo promuove quelle che sono le abilità sociali, la corresponsabilità, la partecipazione, la condivisione. Tutto ciò è una forma anche di prevenzione di quello che noi vediamo delle illegalità, del cyberbullismo. Quindi ogni giorno noi centimetro per centimetro nelle nostre aule adottiamo quella di didattica inclusiva.
didattica inclusiva che va a prevenire davvero quella che è l'illegittimità e l'illegalità che possiamo trovare nei contesti scolastici. E quindi questa è stata un'occasione importante, questo convegno davvero di conoscenza, di partecipazione, di cittadinanza attiva nel rispetto di diritti, doveri, regole e libertà. La sezione agrigentina della FIDAPA al Circolo Empedocleo ha organizzato un seminario sulla legalità e consegna del premio Marica Caruselli. Irene Melisenda. Un convegno importante per parlare di legalità, ma non solo, parlare dell'importanza di quella che è la legge Rognoni-La Torre. Cosa è cambiato in questi anni all'interno dell'organizzazione mafiosa? A distanza di 30 anni, di 31 anni dalla strage di Capaci e poi dalla strage di Via D'Amelio e dalle altre stragi che si sono susseguite nel continente, è giusto, è doveroso un momento di riflessione su quel periodo che ha insanguinato le strade delle città d'Italia, diffondendo un clima di insicurezza, un clima appunto di terrore. Cosa è cambiato? Sono cambiate sicuramente le organizzazioni mafiose, è cambiata la compagine soggettiva, è cambiato il modo di operare, però sono cambiati anche i metodi di indagine, sono cambiate, si sono affinati gli strumenti normativi, oggi si tende più ad una prevenzione del fenomeno. Il momento repressivo costituisce uno dei momenti di intervento, una delle risposte, ma non l'unica. Quindi questa consapevolezza della necessità di agire su più fronti credo che sia la cifra vincente. Successivamente al seminario sulla legalità, quindi nel corso della serata, a seguire ci sarà la consegna del premio Marica Caruselli. Marica Caruselli è stata la prima donna avvocato penalista della provincia di Agrigento, nonché la fondatrice della sezione FIDAPA, quella di Agrigento, e poi successivamente è stata eletta presidente distrettuale e anche presidente nazionale, poi anche ricoperto delle notevoli cariche a livello del nazionale. Devo aggiungere che la Marica Caruselli è stata anche la prima donna presidente della provincia regionale di Agrigento e questo premio sarà consegnato a una giovane avvocatessa di Ribera, l'avvocatessa Ilenia Maria Sola. Oggi riceve un premio importante. Sì, assolutamente, di cui ne sono fortemente onorata, sia per la fondazione che me lo ha riconosciuto che per le persone che la compongono. Ecco, appunto, è un premio riportato a una donna importante. Che cosa rappresenta per te? Sì, sicuramente è una persona a cui ispirarsi. Ha fatto tanto sia nel mondo della giurisprudenza, mondo a cui io appartengo, ma soprattutto anche un'impronta femminile in una generazione in cui la donna era messa al margine. A Favara torna per la terza volta in consiglio l'adeguamento in aumento Tari. Giuseppe Moscato. L'amministrazione comunale di Favara ci riprova e chiede per la terza volta al Consiglio Comunale di approvare la determinazione delle tariffe Tari 2023. Proprio in relazione a ciò la Presidente Miriam Mignemi ha convocato la massima assise cittadina per martedì prossimo 30 maggio alle ore 19:30 con all'ordine del giorno solo questo punto. Già 2 volte il Consiglio Comunale è stato chiamato ad approvare le tariffe Tari 2023 e in entrambe le volte l'opposizione le ha sonoramente bocciate, nonostante gli appelli del sindaco Antonio Palumbo e le motivazioni tecniche ed amministrative espresse dalla segretaria generale e dalla dirigente del settore. Opposizione ferma sulle proprie convinzioni espresse oltre che in Consiglio Comunale anche nelle competenti commissioni e financo con plateali manifesti murali. Non voteremo la determinazione delle tariffe Tari 2023 che comporta un aumento del costo di oltre 140.000 euro. Così è stato per ben 2 volte e si prospetta la concreta ipotesi che sarà così anche per la terza volta ed aggiungiamo noi ultima in quanto dette tariffe debbono essere approvate entro il 31 maggio. Essendo la determinazione delle tariffe Tari un obbligo di legge, la mancata approvazione complicherà le cose per la dirigente che sarà costretta ad applicare le tariffe dello scorso anno.
Considerato che si dovrà comunque pagare l'intero costo del servizio, per coprire i 140.000 euro mancanti si attingerà forse ad altri capitoli, oppure si potrà determinare un debito fuori bilancio con le conseguenze amministrative previste dal TUEL. Intanto, questa mattina, convocato dalla Presidente del Consiglio Comunale favarese Miriam Mignemi, si è riunito un tavolo tecnico civico finalizzato a trovare proposte e soluzioni per ridurre i costi e migliorare il servizio Tari. L'intento del Consiglio Comunale è quello di confrontarsi con esperti esterni, con i tecnici comunali del settore, i responsabili dei servizi ambientali, della SRR Ato 4 Agrigento Est, con professionisti che possono mettere in campo idee e proposte, alla presenza naturalmente del sindaco e dell'assessore al ramo. Su questo tavolo tecnico civico sentiamo la Presidente Miriam Mignemi. L'idea nasce in un gruppo WhatsApp di una nota testata giornalistica in cui, dialogando con consiglieri comunali con i cittadini, è nata l'idea di proporre una commissione speciale di studio in merito. Essendo che i tempi sono allungati a livello burocratico e a livello di impossibilità di istituirla, ho deciso di convocare un tavolo tecnico per riunirci tutti e parlare di questo annoso ormai problema non soltanto per il comune di Favara, ma per moltissimi comuni della regione siciliana. Dunque, oggi ci riuniremo i consiglieri comunali, degli esperti esterni in materia che già hanno dato la disponibilità a partecipare a questa commissione e chi vorrà aggiungersi oggi, e ovviamente ho invitato il direttore generale della SRR Ato, il dottor Guarneri. Ho invitato i dirigenti comunali dei servizi ambientali, rispettivamente Maurizio Bottone e Giuseppe Priolo, e ovviamente il sindaco e l'assessore al ramo. Penso che ormai siamo arrivati al capolinea anche con l'approvazione delle tariffe Tari, ma al di là delle tariffe Tari bisogna agire oggi per trovare delle soluzioni che possano ridurre i costi in futuro. Per questo motivo più voci, anche le voci dei cittadini, oltre che le nostre idee a livello di indirizzo politico, sicuramente potranno essere utili perché l'unione fa la forza e potremmo trovare delle soluzioni anche più veloci da applicare per la riduzione dei costi in futuro e per soprattutto migliorare il servizio. Il sindaco di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Giovanni Di Giacinto, è stato condannato a 3 anni di carcere insieme ad altri 2 imputati per la tragedia che ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 2 bambini in tenerissima età ed una appena più giovane. Vediamo. Tutti assieme mentre stavo continuando a mangiare, da là, ballare, è diventata una macchia di fango di sotto. Mi sono percorso verso la porta. Ho visto che praticamente camminava il pozzetto, tutte le cose, ma che è successo? Poi mi sono presi di panico, siamo scappati verso l'altra stanza. C'era mio figlio Federico il Grande con la bambina di 1 anno in braccio, ha detto papà la tengo in alta, tutto assieme ho visto le vetrate scure, ho preso la chiave della macchina per tentare di uscire, è scoppiata la finestra, è caduta la parete attrezzata, non l'ho visto più niente, se l'ha andata pure là. Nel processo per l'alluvione di Casteldaccia del 3 novembre del 2018, in cui morirono dentro una villetta abusiva ben 9 persone, sono stati condannati a 3 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, l'architetto Maria De Nembo, il proprietario della villetta Antonino Pace. I danni saranno liquidati in separata sede, ma il tribunale presieduto da Vittorio Alcamo D'Antoni ha disposto una provvisionale di 100.000 euro in favore di Luca Rugo e altrettanto per Giuseppe Giordano, che nella tragedia persero diversi parenti, fra cui bambini. Il tribunale ha deciso provvisionali da 50 a 30.000 euro per le altre parti civili rappresentate dagli avvocati Barbara Mistretta, Maria Valentina Morgana
ed Anthony Delisi. Doveva essere una gran festa in occasione del ponte per tutti i santi ed è finita in tragedia. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo. Durante il processo erano state archiviate diverse posizioni, come per l'ex sindaco dal 2013 al 2018 Fabio Spatafora e i dipendenti comunali Buglino, Tornese e Carapitissi, tutti e tre dell'ufficio comunale con competenze in materia di sanatoria o condono edilizio, archiviazione anche per Concetta Scurria, moglie di Pace, proprietario dell'abitazione. Quel giorno era prevista un'allerta rossa e la villetta fu invasa da una massa di acqua e fango che non lasciò scampo ai 9 componenti del nucleo familiare in contrada da Gali di Cavallaro. L'indagine condotta dai carabinieri è stata coordinata dal procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dai sostituti Luisa Vittoria Campanile e Carmela Romano. Si salvarono solo in 4: Giuseppe Giordano, commerciante di moto che aveva affittato quella villetta vicino al fiume Milicia e che si aggrappò ad un albero, il cognato Luca Rugo e le loro 2 figlie di 11 e 12 anni che erano andate con lo zio a comprare dei dolci. Quella villetta risultò abusiva e con un provvedimento di demolizione dopo l'alluvione del 2009 nessuno però fece nulla. Ho sentito i cani abbaiare, erano circa le 22:30. Ho detto a mio marito di andare a vedere cosa accadeva. Ha aperto la porta e l'acqua ha invaso la casa. Abbiamo preso subito mia figlia, che è invalida. Siamo saliti in auto e siamo scappati. Così raccontava proprio nel 2018 Maria Concetta Alfano, che ha una villetta a poca distanza da quella dove sono morte invece ben 9 persone. Ma andiamo indietro. 3 novembre 2018, 9 persone, tra cui donne e 2 bambini di 1 e 3 anni, sono morte nella notte in quella villetta in contrada Cavallaro a causa dell'esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute, mentre un'altra persona è morta a Vicari, sempre nel Palermitano, dopo che l'auto in cui si trovava è stata invece investita dall'acqua esondata dal fiume San Leonardo. La villa teatro della strage si trova al confine dei comuni di Altavilla Milice e Casteldaccia, non distante dall'autostrada Palermo-Catania. Nell'abitazione si trovavano 2 nuclei familiari che stavano trascorrendo la serata. 2 persone, un uomo e una bambina, sono riuscite a salvarsi. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi per l'appunto ad un albero quando l'abitazione è stata invece sommersa dall'acqua. Le persone all'interno della villa sono annegate poiché l'acqua è arrivata veloce raggiungendo il soffitto. Le vittime furono la piccola Rachele Giordano di soli 1 anno, Francesco Rugò di 3 anni, Federico Giordano 15 anni, la madre Stefania Catanzaro 32 anni e moglie di uno dei 3 sopravvissuti, Giuseppe Giordano, il nonno Antonino Giordano di 65 anni e la moglie Matilde Comito di 57, il figlio Marco Giordano di 32 anni e la sorella Monia Giordano di 40, nonché Nunzia Flamia di 65 anni. La Coppa d'Europa vinta dalla nazionale italiana nel 2021 dopo Agrigento arriva a Bivona. Arturo Cantella. Franco Colombo, sei stato l'organizzatore di questo evento che oggi vede Bivona protagonista con la Coppa vinta dalla nazionale italiana, un interessante convegno, insomma un momento importante per la nostra città, per gli sportivi e per l'aggregazione che dà verso il mondo della scuola. Beh, diciamo che oggi è una giornata, dire una giornata importante per noi, per la nostra, diciamo piccola ma grande nello stesso tempo della nostra comunità, che è un evento che non capita tutti i giorni di fare questo tipo di manifestazione. L'abbiamo fatto grazie alla conoscenza del rappresentante della Lega Nazionale Fabio Nicoli, così abbiamo lavorato da novembre per portare questa benedetta Coppa, avere la soddisfazione nel nostro ambiente e far visita e gioire un po' di questa giornata. È previsto anche un convegno, si parla anche di razzismo ed è importante in questo momento dove purtroppo vediamo in certi campi parlerà nel convegno, si parlerà del razzismo e della violenza negli stadi perché è di attualità, diciamo, questo è l'evento.
far capire un po' a tutti, ai giovani, noi grandi, noi genitori, perché poi la guida siamo noi. E come si suol dire, fare i genitori o fare gli istruttori non è cosa facile, perché dobbiamo convivere con questa situazione. Però dico una cosa, che da parte dello Stato, da parte della Lega, nessuno parla più del famoso DASPO, nessuno da DASPO più, cioè questa parola è sparita dalla circolazione. È veramente un grande onore per la mia comunità di Bivona ospitare questa poppa così importante e così simbolica per tutta l'Italia. Non possiamo dimenticare quella sera dell'11 luglio del 2021, quando tutti assieme abbiamo gioito, ci siamo tenuti per mano, tutti gli italiani, proprio a gioire di questa bellissima vittoria. Lo sport è qualcosa di importante ed è il messaggio che oggi si vuole lanciare ai nostri giovani dell'Istituto Pirandello, ma a tutti i giovani di questo territorio, quello di fare sport, perché lo sport è salute, lo sport è amicizia, lo sport fa crescere e fa diventare uomini. Come amministrazione comunale noi stiamo lavorando sulle strutture sportive, stiamo partendo i lavori del campo di calcetto e di tennis, abbiamo fatto un campo da padel, stiamo presentando un progetto esecutivo per il campo di calcio per farlo in erba sintetica, quindi c'è grande attenzione della mia amministrazione sulle strutture sportive, perché sicuramente daranno la possibilità ai nostri giovani di poter vivere lo sport in strutture che siano sicure e in ottime condizioni. L'Istituto Pirandello oggi protagonista di questa bella manifestazione che vede il coinvolgimento anche di tanti studenti? Sì, certamente siamo qui, siamo stati investiti da questa responsabilità di ospitare la Coppa Europea vinta dalla nostra nazionale nel luglio del 2021. Ma tutto questo si inserisce anche in un altro contesto, cioè quello di un percorso di educazione alla legalità e tant'è vero che adesso parteciperemo a questo convegno sulla non violenza negli stadi e quindi va a chiudere un cerchio. Siamo contentissimi di avere ricevuto questa proposta, ecco, di far parte di questo percorso di questo itinerario, perché ieri è stata già ospite ad Agrigento al Teatro Pirandello, perché ritengo che sia fondamentale fare rete con il territorio e anche nei territori che sono territorialmente posti ai margini della provincia, ecco, e organizzare questi eventi ritengo che siano di grandissimo spessore non solo culturale ma anche sociale. Viene dal suo luogo natio, che si trova a migliaia di chilometri da Bivona, per assistere a questi eventi. Esattamente, vengo apposta, sono venuto per un paio di giorni per assistere a questo evento, perché appunto apprezzo tantissimo la passione che ci mette Franco a realizzare questi eventi, e in particolare quest'anno il tema è molto importante, quello della violenza e del razzismo. E poi mi piace molto il fatto che si occupa di giovani, i giovani sono la nostra futura generazione, è importante che tutti noi diamo un messaggio unito contro la violenza, contro il razzismo e invece a favore dei valori fondanti dello sport, che sono tutt'altri, sono quello dell'amicizia, della solidarietà, del fair play e della competizione. È bello competere, non è importante vincere, ha bisogno di uguaglianza, cioè di essere tutti uguali nello sport per avere una competizione paritaria. Sono qua a collaborare e a portare alcuni trofei, in particolare quelli del calcio a 5 Futsal, campioni d'Europa del 2013-2014. Questo progetto è stato fatto con Colombo insieme e abbiamo informato subito il presidente del comitato regionale Franco Morgana, non si è tirato indietro il presidente regionale, abbiamo subito attivato il motore dell'organizzazione. Abbiamo organizzato una tappa a Pollina, Agrigento, è stato fatto ieri e oggi qui a Bivona.
Franco Colombo ci teneva moltissimo, anche per valorizzare anche la città, tutto il territorio, e poi anche perché Agrigento è stata proclamata capitale d'Italia della cultura. Ben venga, una buona ciliegina sulla torre per un buon inizio di lavoro a tutta la provincia di Reggio Calabria. Di Agrigento. Il presidente Morgana è stato eccezionale, ci ha appoggiato in tutti i modi e così abbiamo fatto questo grande evento, tutto quanto. Ieri è uscito benissimo, eccellenza di organizzazione da parte della federazione, del presidente Morgana, tutto quanto, appunto il top in alti livelli con la federazione. Poi invece anche qua a Vivona, anche qua alzato il livello di organizzativo tutto quanto. Dobbiamo ringraziare sempre il presidente Morgana e Angelo Caramanno, il delegato provinciale della Lega Nazionale Dilettanti. Carnevale a maggio, tutto pronto a Sciacca per il primo weekend di eventi. Vediamo. Sabato finalmente apre i battenti il Carnevale di Sciacca 2003 in questa edizione straordinaria, diciamo, perché si svolge fuori periodo, però è in un periodo dove in Sicilia non ci sono altri grandi eventi e chi appunto è amante del Carnevale avrà questa grandissima occasione, questa opportunità per venire a vedere questi meravigliosi carri allegorici che sfileranno nel percorso di Via Allenda alla Perriera sabato 27, domenica 28 e poi successivamente 3 e il 4 di giugno. Perché c'è stato un evento meteorologico che ha fatto slittare quello del 2021. Sì, il 2021 c'è stata un'allerta arancione che ha appunto bloccato l'inizio del Carnevale, quindi abbiamo spostato queste date per il 3 e il 4 di giugno. Ma non è cambiato il programma? No, il programma è sempre lo stesso, un programma ricco di sfilate, di esibizioni sul palco, di performance di artisti locali, degli inni, i gruppi di ballo appunto dei carri allegorici e poi questi veramente bellissimi carri che io ho avuto modo di ammirare sia in fase di costruzione ma anche in fase di montaggio e sono veramente delle opere d'arte. C'è una specie di gemellaggio quest'anno fra Agrigento e Sciacca? L'organizzazione per la prima volta di questa manifestazione è toccata a un agrigentino, la sta organizzando la mia società, la Meridiana, che appunto vuole gemellare le due città perché ad Agrigento, come sappiamo, si fa un grande evento che è il Mandorla in Fiore, mentre a Sciacca il Carnevale è un'istituzione come da noi la Sagra, quindi è un'opportunità per gli agrigentini e i seccenti appunto di stare tutti insieme e godersi questo spettacolo meraviglioso. Realmonte, accoglienza e servizi al turista, nascono 2 infopoint. Vediamo. Continua l'azione amministrativa, sì, anche oggi stiamo consegnando l'area bungalow di Lido Rossello alla ditta che eseguirà i lavori grazie a un finanziamento GAL in continuità con la precedente amministrazione che appunto prevede l'installazione di 2 infopoint, uno a Lido Rossello e l'altro presso la casa municipale o la villetta comunale, prevede altresì una compartecipazione con le varie attività turistico-ricettive del posto che grazie a questo finanziamento avranno una nuova segnaletica turistica, quindi un lavoro di squadra, una sinergia che continua, un lavoro che vede interessate un'amministrazione di cui io faccio parte come assessore e l'amministrazione attuale dove sono sindaco in carica. I lavori, per come ci ha già rappresentato la ditta e il direttore dei lavori, verranno consegnati prima dell'estate, ad eccezione di qualche fornitura che comunque verrà installata nei tempi di contratto. Cosa dire? Si lavora in squadra, si è nella direzione della bellezza e si lavora in sinergia. Allora, il progetto e l'intervento del GAL finanziato di recente e appaltato all'impresa riguarda la formazione di 2 infopoint con dei lavori edili che andranno a riqualificare delle aree a Lido Russello e nel municipio di Realmonte. Sono lavori edili di riqualificazione, quindi con sostituzione di infissi, pavimentazione, quindi renderanno agibili e adeguati alle normative vigenti quelli che sono, diciamo, gli immobili e le aree che saranno fruite dai turisti e anche dalla popolazione intera del territorio di Realmonte. Oggi abbiamo provveduto alla consegna dei lavori
per il progetto Galli della formazione degli infopoint al comune di Realmonte. Noi come impresa, la Sicoedili SRL, pensiamo di realizzare tutto il progetto conforme a quanto è previsto e naturalmente di riconsegnarlo nei tempi previsti del progetto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.